Cari amiche, amici e soci, buonasera e bentrovati. Ora si registrerà la conferenza. L'intelligenza artificiale sta entrando con forza anche in settori strategici come la logistica, i trasporti e la portualità. Non è più solo una prospettiva futura, è una realtà che si traduce in algoritmi per l'ottimizzazione dei flussi, sistemi predittivi per la manutenzione, automazione delle operazioni portuali, assistenti virtuali nei processi doganali, monitoraggio in tempo reale della supply chain. Questo incontro nasce con l'obiettivo di capire meglio cosa stia accadendo, senza cedere né all'entusiasmo cieco né alla diffidenza automatica, e che cosa sia necessario fare per agevolarne la migliore e più rapida introduzione ed utilizzo. Ci sono benefici concreti: maggiore efficienza, riduzione dei costi, migliore uso delle risorse, velocizzazione delle attività, meno errori. Ma ci sono anche criticità serie da affrontare: dipendenza tecnologica, gestione dei dati, integrazione tra sistemi, impatto sull'occupazione, necessità di competenze nuove che spesso sono ancora mancanti. Inoltre, la spinta all'efficienza deve fare i conti con la complessità dei sistemi logistici reali, spesso frammentati, regolati in modo diverso nei vari paesi, ancora segnati da pratiche tradizionali. Serve un approccio realistico. L'intelligenza artificiale può non risolvere tutto, ma può essere uno strumento potente se usato con competenza e consapevolezza. Infine va ricordato che la trasformazione in corso non è solo tecnologica, è anche organizzativa, culturale e sociale. Coinvolge competenze, ruoli, responsabilità e chiede un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e controllo umano. Di tutto quanto precede parleremo durante l'incontro dal titolo Porti, trasporti, intelligenza artificiale. Il futuro è adesso. L'impatto dell'intelligenza artificiale su portualità, trasporti e supply chain. Sull'argomento informeranno ed esprimeranno le loro opinioni i relatori dell'incontro, che sono Angelo Chiarlo, Ocean Network Express Line Italy Country Head, che ci relazionerà in videoconferenza, Veronica Asta, Optimization Manager Circle Group Genova, Alessandro Cesa, Intelligenza Artificiale and Optimization Specialist di Circle Group, Vittorio Bucci, Presidente di Atena Friuli Venezia Giulia, Associazione Italiana di Tecnica Navale, Leonardo Felician, membro della Core Faculty, titolare del corso di Big Data Management presso il MIB di Trieste, titolare del corso di Insurance Management nel Master in Finance della BBS, Bologna Business School. Moderatore dell'incontro, come al solito, il nostro amico e giornalista Riccardo Coretti. Abbiamo il piacere anche, e li ringrazio per la loro presenza, il Presidente nazionale Umberto Masucci e Luca Batello, CEO di Circle Group, che faranno un loro cenno di saluto, per il quale li ringraziamo prima di cominciare la conferenza. Quindi passo la parola a Umberto Masucci. Umberto, la parola a te, grazie. No, grazie a te Fabrizio e a tutti gli amici e soci del Propeller Club Porto Trieste. Io nel discorso di intelligenza artificiale hai già detto tutto tu nell'introduzione, quindi non mi ripeto, dico solo che a Trieste affrontate sempre temi interessanti, importanti, anche un po' innovativi, e quindi grazie per questo fatto. Poi ascolterò con attenzione la gran parte di questa serata, che mi interessa personalmente particolarmente. 3 o 4 solo cose nazionali. La prima cosa è ancora complimenti a Trieste e alla vostra partecipazione alla missione in Albania ad aprile, che è stata una missione di grande successo, in cui il Propeller di Trieste ha dato come sempre un grande contributo. Grazie Fabrizio e grazie alla tua squadra. Seconda cosa, gli altri eventi nazionali che ci aspettano. 12 giugno saremo a Palermo per la 5ª edizione della MidMed Days, che torna a Palermo, dove ne fatte 2 a Palermo, una a Catania e una a Messina. Quest'anno è una giornata secca, quella del 12 giugno, che il Propeller di Palermo organizza insieme a Click Utility. All'inizio luglio, seconda edizione dell'Adria Shipping Summit, che si tiene quest'anno a Venezia, 3-4 luglio, organizzato dal Propeller Club Porto Venice in collaborazione con
la DSP veneziana, e anche questo è un appuntamento importante. Penso che da Trieste potrete alcuni di voi essere presenti. Io sarò presente nella giornata del 3 luglio. Questo fondamentalmente, giusto un paio di spunti. Voi vedete alle mie spalle il meraviglioso waterfront del porto di Napoli. Ve ne parlo perché sabato abbiamo tenuto come Propeller una visita guidata per il Touring Club di Napoli, che è una nuova collaborazione del Propeller che poi illustrerò anche ai Propeller nazionali, perché è una collaborazione molto positiva e credo che in altri Propeller possa essere mutuata. Io credo che il Propeller debba, e lo fa in tanti club, avere relazioni prima di tutto, network, e sicuramente creare relazioni con altre associazioni e con anche prestigiose come il Touring Club, che quest'anno ha fatto 130 anni di vita, secondo me è un fatto importante. Rimanendo su Napoli, abbiamo appena finito un consiglio direttivo del Propeller di Napoli e abbiamo deciso di fare un'attività importante in previsione e durante l'America's Cup 2027, che come sapete è stata assegnata a Napoli. Ecco, contiamo molto sul vostro contributo come Propeller Trieste di idee e anche di persone, viste le vostre grandi esperienze nel settore. Quindi questo è qualcosa che poi ci sentiremo, Fabrizio, perché penso che sarà bello avere Trieste a Napoli durante l'America's Cup. Infine i giovani, sui giovani puntiamo tanto quest'anno e non solo, e anche col sito web che è in fase di completa ristrutturazione e che nel prossimo mese dovremo presentare al Consiglio Direttivo Nazionale. C'è uno spazio ampio per i giovani. So che Propeller di Trieste anche su questo sta lavorando bene, quindi io mi fermerei qui, saluto e ascolto con attenzione tutti gli interventi dei tuoi illustri ospiti. Grazie Umberto. La parola adesso a Luca Batello, CEO di Circle Group. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Vi chiedo davvero perdono, mi spiace tantissimo non poter essere, ma come vedete sono in autogrill in arrivo ad un evento dove sono a mia volta relatore e a cui avevo dato purtroppo tempi addietro già confermo. Ci tenevo solo a portarvi un saluto, comunque sono presenti lì le colleghe e i colleghi che hai citato. Noi come gruppo abbiamo iniziato a investire sui temi che, come racconterà poi Veronica, riguardano l'intelligenza artificiale a tutto tondo, quindi ottimizzazione, intelligenza artificiale, machine learning, simulazione, tutti i vari lati, diciamo, che rientrano poi sotto la grande parola AI ormai già 6 anni fa, facendo anche uno spin-off di cui Veronica è la rappresentante diretta, e lo stiamo facendo, come tu citavi, sia a livello nazionale sia soprattutto a livello locale, con la società Infoera che sapete negli ultimi 5 anni ha raddoppiato il personale lì a Trieste, e con la presenza diretta del gruppo lì a Trieste. Trieste, non lo dico per captazio, e anche Monfalcone adesso rappresentano una best practice oggettiva nazionale e anche internazionale, certificata da tantissimi risultati ottenuti in questi anni, e quindi da questo punto di vista è un contesto meraviglioso dove poter concretamente, perché il tema più importante per noi è la concretezza, portare un utilizzo reale in casi concreti e con contesti diciamo operativi, come piace a voi, persone molto concrete, piace a noi perché non ci piace l'utilizzo teorico, diciamo, e propagandistico, diciamo, degli strumenti di intelligenza artificiale. Detto ciò, vi ringrazio per l'invito, vi mando un grande saluto, lascio ovviamente alle colleghe entrare negli argomenti e vi auguro una splendida serata e un ottimo approfondimento. Grazie a tutti. Grazie. Bene. Adesso passo la parola a Riccardo e cominciamo con la conferenza. Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Io direi di cominciare subito con il primo dei relatori, che questa sera sono 5, quindi tentiamo di rispettare i tempi perché
proviamo anche a farci avanzare un po' di tempo per qualche domanda. Partirei quindi in videoconferenza con Angelo Chiarlo, spero che ci senta. Io vi sento. Bene, country manager di One, quindi al contrario di quello che accade durante queste nostre serate non facciamo un'introduzione, entriamo direttamente nel vivo perché parliamo di una compagnia di navigazione. Prego, dottor Chiarlo. Sì, io ho mandato una presentazione che mi servirebbe come base, come spunto. Non so come siate organizzati, se voi vedrete le slide o meno, altrimenti io vado avanti più o meno per quelli che sono i temi contenuti all'interno della mia presentazione. Intanto buonasera a tutti, io ringrazio per essere stato chiamato a far parte di questo evento questa sera, per la fiducia che mi è stata data e spero ben riposta. Questa sera quello che interessa a me cercare di farvi comprendere è parte anche del titolo della serata di stasera, e cioè che è già il futuro. L'intelligenza artificiale è futuro, è adesso. Non possiamo permetterci di pensare che aspettiamo, guardiamo, vediamo, cominciamo a discutere, continuiamo a discutere e intanto il tempo passa e chi riesce invece ad essere, come ha detto prima il dottor Abbatello, concreto, fa la differenza. Quindi il messaggio che arriverà da parte mia è che noi come compagnia ci stiamo muovendo bene, io penso, stiamo investendo molto e siamo già arrivati ad avere delle applicazioni concrete all'interno della nostra compagnia. Quello che è importante da dire è che non si applica l'intelligenza artificiale al proprio lavoro dall'oggi al domani, quindi tutto va preparato. L'intelligenza artificiale ormai è pronta, non è nata ieri, come diceva sempre il dottor Abbatello prima. Voi come Circle Group state già lavorando da anni in questo senso, ma tutto nasce tanti anni fa, cioè i ricercatori parlano di intelligenza artificiale ormai da 20 anni, anche se noi non ce ne siamo resi conto perché non abbiamo trovato poi applicazioni concrete. E dalle prime parole di intelligenza artificiale ci siamo invece spaventati, e quindi questo è un altro tema riportato da Zerbini nella sua introduzione, la diffidenza. Come tutte le cose nuove ci spaventiamo e abbiamo paura e magari prima di avvicinarci lo facciamo con circospezione. Ecco, ancora una volta, il mio messaggio vuole essere assolutamente di pressione, se mi posso permettere di dirlo, nei confronti di chi invece pensa che si possa ancora aspettare, guardare, vedere. È vero che ci sono tanti temi che sono complicati, perché se parliamo di questione morale, se parliamo di diritti d'autore, se parliamo di cose di questo genere qui, evidentemente spaventano. Il fatto che l'intelligenza artificiale ancora una volta farà perdere posti di lavoro, ci sostituirà addirittura, arriviamo a dire, ok? Ecco, secondo me queste sono diffidenze, per volerle chiamare in un termine assolutamente preciso, che dobbiamo assolutamente superare. Per quello che riguarda il nostro ambito, parliamo di elaborazione di dati. E quindi semmai uno dei temi, anche questo citato da Zerbini all'inizio, più importanti secondo me è proprio dove finiscono questi dati. L'utilizzo di questi dati. Quindi anche qui esistono situazioni diverse. Se io mi collego su ChatGPT e ci butto dentro tutte le mie cose perché chiedo a lei poi di elaborarle, di farmi un sunto, ChatGPT le utilizzerà per imparare e per fare meglio e per fare di più ancora, perché l'intelligenza artificiale si nutre dei dati che gli diamo, ok? E li elabora. Quindi se io li metto a disposizione in una chat generale, ecco, io devo preoccuparmi di aver messo a disposizione di tutti i miei dati personali. Ma esiste la possibilità di fare cose
interne al gruppo, cioè usare ChatGPT pagando quello che c'è da pagare per avere però una fetta di ChatGPT dedicata a me, dove finiscono i miei dati, dove a lei faccio lavorare tutti i miei dati, ma i miei dati rimangono miei. Non entro nei dettagli, nelle cose che non conosco nemmeno, però questo è per cercare di rassicurare sulla parte dati. È possibile fare cose che rimangono all'interno della società, piccola o grande che sia. Quindi questo è uno di quegli aspetti che probabilmente è bene chiarire subito. L'altra cosa è che appunto non si può applicare l'intelligenza artificiale a qualcosa che non è digitalizzato in qualche maniera. Quindi suggerisco, e questo è il percorso che abbiamo fatto noi come compagnia, di pensare prima all'interno della propria azienda quanto siamo digitalizzati, che strada abbiamo già intrapreso, cosa abbiamo già fatto nei confronti di quella che è chiamata digitalizzazione. Se siamo arrivati ad un buon punto, cioè se abbiamo davvero tanti dati da fornire all'intelligenza artificiale perché li elabori e mi aiuti a creare trend, a darmi dei suggerimenti che io poi valuterò e vedrò se sono corretti o meno, interessanti o meno, ecco, allora lì io posso poi cominciare a pensare allo step successivo, intelligenza artificiale. Se non ho fatto il primo passo, ecco, qui invece abbiamo ancora qualche problema in più. Io vi dico solo questo, che noi siamo passati come compagnia, abbiamo cominciato a digitalizzare. Per noi il passo più importante è stato quello nel momento in cui abbiamo deciso che avremmo cancellato le email. Io non so se vi potete rendere conto di quante email dentro una compagnia come la nostra viaggiano avanti e indietro ogni giorno. È stato fatto un lavoro manuale, perché anche lì in quel momento non c'era un'intelligenza artificiale che ci potesse aiutare, e quindi è stato fatto un lavoro manuale di identificazione di quante email ricevevamo, chi le riceveva, cercare di dividerle per reparti prima, ma poi anche per oggetti, diciamo così, no? Per principali gruppi. E poi lavorando su questo siamo arrivati ad avere una trasformazione delle nostre comunicazioni che ci ha permesso di cancellare più dell'80% delle email. L'80%, credetemi, è un numero impressionante che non pensavamo di raggiungere così velocemente, e invece poi alla fine ci siamo riusciti. Ci sono una parte di email che non potranno mai essere cancellate perché ci sono argomenti che non possono essere trattati attraverso altri canali, ma tutto quello che era canalizzabile è stato fatto, e per canalizzarlo noi siamo passati alle chat. Vale a dire che ogni mail che ci arriva viene gestita, viene rielaborata dentro un sistema che la trasforma in una chat. Significa che abbiamo dei ragazzi che abbiamo dovuto istruire per mesi, è voluto più di un anno per trasformare i customer service che avevamo abituati a rispondere alle mail, al telefono, eccetera, e magari rispondere ad una parte solo di quello che può essere l'intero volume di comunicazioni, customer service import e customer service export. Ecco, dei nostri reparti che ciascuno aveva, e immagino possiate capire chi fa questo lavoro, capite chiaramente, import, export, documentazione. Questa è la struttura vecchio, diciamo, no? Ecco, noi adesso abbiamo dei gruppi di chat che sono in grado di rispondere import, export e documentazione. Però per fare questo abbiamo preso ragazzi giovani, volenterosi, che non vedevano l'ora di fare cose nuove, e persone che avevano più o meno anche fino alla mia età, che invece probabilmente non avevano tutta questa volontà. Siamo riusciti ad attivarli, siamo riusciti a portarli lì e siamo riusciti a convincerli che questo poteva funzionare. Da lì abbiamo convinto i clienti che questo poteva funzionare, e vi potete immaginare come un cliente abituato a mandare mail a tutte le compagnie
da un giorno all'altro ha dovuto pensare che se voleva lavorare con la One doveva farlo attraverso delle chat. Dietro alle chat c'era comunque una persona italiana, dietro alle chat c'è la possibilità di avere la stampa della chat, non si perde niente, si può avere tutto, ma convincere che questo è tutto possibile ci è voluto tutto un altro tipo di tempo. Però ci siamo riusciti, sta funzionando, abbiamo conferme da tutti i clienti che sono contenti di lavorare con noi in questo modo e per noi la Customer Experience è il nome scritto grande in cima alla porta ogni mattina che entriamo in ufficio, ok? Quindi non avremmo potuto permetterci di fare qualcosa che non andasse nella direzione della Customer Satisfaction e Customer Experience, ok? Questo anche per togliere, potrebbe essere ancora una volta una diffidenza nei confronti di questo modus, diciamo, di operare. Dove arriva l'intelligenza artificiale in tutto questo? A questo punto. All'inizio noi, i nostri team leader, i nostri manager, alla sera andavano dentro il sistema a cercare tutte le chat fatte, quelle che erano andate male perché ci viene dato un voto ad ogni chat che facciamo e quindi tutte le chat che non erano assolutamente ottime sotto il profilo del cliente, della risposta al feedback ricevuto dal cliente, venivano analizzate per cercare di capire qual era il problema, dove non era andata bene, come mai. Tutto questo è stato fatto manualmente per un po' di tempo e poi è arrivata l'intelligenza artificiale. Come ci aiuta l'intelligenza artificiale? Fate conto che all'interno della One ormai è chat in tutto il mondo. Alla sera tutte le chat del mondo vengono elaborate dall'intelligenza artificiale. All'interno di queste viene trovato quelli che possono essere trend, indicano più chat, meno chat su un argomento, su un altro argomento, su quello che potrebbe essere, sulle variazioni che ci sono, che possono essere legate al momento, alla stagionalità, a una crisi, come può essere una guerra che scoppia da un momento all'altro, ma ci aiutano subito ad identificare dove ci si deve muovere, in che direzione ci si può muovere per capire meglio le esigenze del cliente e rispondere meglio alle esigenze del cliente. Ci dicono per persona chi ne fa di più, chi ne fa di meno, chi le fa meglio. E ancora una volta tutto questo, per passare attraverso tutto questo ed arrivare dove siamo oggi, abbiamo assunto persone, non abbiamo licenziato persone e non prevediamo di licenziare persone. Abbiamo istruito persone, abbiamo fatto diventare i nostri colleghi più bravi e ora sono in grado di avere più tempo per fare altre cose che non sarebbero stati in grado di fare prima perché non le conoscevano e che non sarebbero stati in grado di fare prima perché nessuno le faceva, perché non sapevamo come farle, perché senza la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi, nella mia presentazione c'erano un sacco di dati legati nel mondo, l'intelligenza artificiale, come la stiamo già usando, tutti i terminal, insomma, Bini sa sicuramente che esistono già dei programmi di intelligenza artificiale che aiutano a valutare l'arrivo delle navi, la ripartenza, lo stock dei contenitori che viene valutato di notte e l'indomani mattina abbiamo già tutto pronto, ma tante di queste cose si facevano anche prima, ma è la velocità e l'ottimizzazione di questi dati, l'impossibilità di metterci l'errore umano da non sottovalutare. E ancora una volta, messaggio importantissimo secondo me, il futuro è adesso. Chi adesso ha già intrapreso, mi verrebbe da dire, ma si decida di intraprendere questa strada, è ancora in tempo, mi permetto ancora una volta di dire. Le realtà piccole che oggi dovessero pensarci ancora un po' rispetto alle realtà grandi che invece anche per disponibilità di investimenti, eccetera, o per lungimiranza, mi auguro anche, hanno invece già intrapreso questa strada, ecco, il rischio qual è? Che domani non si riesce a recuperare il gap.
E siccome la piccola azienda non riesce poi a recuperare il gap acquisendo la grande azienda che ha già fatto tutto per portarsi al pari, il rischio è che la grande azienda si mangi molto più velocemente le piccole aziende. Sono grandi investimenti, ci vuole leadership molto lungimirante in questo momento, ci vogliono persone che non hanno paura, pagate per prendere decisioni e che prendono decisioni. Con il rischio di sbagliare, ci sta, ma non possiamo stare fermi, non possiamo aspettare. È un qualcosa che cambia tutto un giorno. Io non so quanti di voi conoscono Marco Montemagno. È una persona che su internet, su Instagram, eccetera, fa corsi di intelligenza artificiale per persone che vogliono cominciare ad informarsi, a interessarsi di queste cose. Ecco, lì secondo me troviamo tutto quello che poi invece è tutto il resto. Cioè lì c'è gente che fa applicazioni da un giorno all'altro per cose che non ci immaginiamo nemmeno, sfruttando cose dell'intelligenza artificiale, che ci sono specialisti in sala che probabilmente dopo ci racconteranno. E allora quello è tutto un altro mondo, ok? Un mondo dove appunto esiste la questione morale, esiste il diritto d'autore, esistono tante problematiche che giustamente gli stati, insomma, altre persone demandate queste cose hanno valutato. Nel nostro piccolo, mi permetto di dire ancora una volta, dobbiamo partire dal fatto che ci aiuta ad elaborare i dati, i nostri dati, quelli del mercato, quelli che noi da soli ci mettiamo. Abbiamo un reparto di marketing, domani mattina ne basta uno che legge l'indomani mattina cosa gli arriva dall'intelligenza artificiale, ok? Però le altre 4 persone fanno dell'altro, non licenziamo. Ancora una volta, elaborano questi dati e ci permetteranno di andare più velocemente sul mercato, meglio indirizzati, con dei target più precisi sul mercato, miglioreranno le nostre azioni e ci permetteranno di rimanere sul mercato. Io, insomma, visto che la presentazione non c'è, quindi io credo di aver dato un'idea abbastanza così di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e soprattutto, secondo me, dell'ottimismo con il quale bisogna andare incontro a questa novità e sì, abbandonare la diffidenza e con ottimismo andare incontro a questa nuova opportunità. Grazie. Ho spaventato tutti? Questo funziona nel frattempo? Sì. Sì? Non so se però funziona, si sente in sala? Sì, funziona. Abbasso il volume, credo. Basso il volume. Il microfono funziona, ma non si sente in sala. Riproviamo. Meglio. Bene.
Allora, noi nel frattempo continuiamo, vediamo se riusciamo a risolvere con l'altro microfono, ma andiamo avanti. Restiamo sul pratico, anche se non c'è niente di fisico, ma abbiamo due collaboratori del buon Abatello che abbiamo sentito prima introdurre la questione e ci diranno poi loro qual è la qualifica specifica, ma sentiremo Circle, che tutti conosciamo anche perché protagonista di Sinfoman a Trieste. Sentiremo prima la dottoressa Veronica Asta che ci spiegherà un po', ci farà un po' di introduzione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella logistica e sugli strumenti a disposizione. E successivamente Alessandro Cesa, al quale spetterà un approfondimento su alcuni dettagli sulle applicazioni nei porti e in particolare per quanto riguarda i flussi di camion e treni, quindi qualcosa delle quali abbiamo spesso parlato, è un'applicazione pratica che molti di voi vedono quotidianamente. Allora le passo il microfono, nel frattempo vediamo se riusciamo a recuperarne un altro, non so se state qua, vedete le slide qua, ok. Vediamo un attimo, adesso mi procuro anche il puntatore, prego. Si sente, la presentazione è giusta, quindi posso iniziare. Buonasera, è un grande piacere essere qua e parlare di questi argomenti che sono per noi molto, molto cari. Mi chiamo Veronica Asta, sono Optimization Manager in Circle Group e mi occupo di tutto quello che riguarda l'innovazione tecnologica dei nostri sistemi. Circle Group la conoscete, Fuera ne fa parte e quindi in generale si occupa della digitalizzazione. Mi collego brevissimamente all'intervento di prima perché parliamo di intelligenza artificiale, però dimentichiamoci che possiamo fare degli strumenti avanzati e innovativi se le informazioni sono digitalizzate, quindi questo qua è uno step molto importante e fondamentale che ha già segnalato nell'intervento precedente. Quindi Circle Group ha questi strumenti gestionali per diversi operatori della catena logistica, tra cui il Sinfomar che probabilmente conoscete molto bene, e io mi occupo di tutti quei progetti, tutti quei sistemi che vanno a estendere le funzionalità portando intelligenza artificiale, ma non solo, all'interno di questi sistemi. Quindi questo è uno scenario generale, uno scenario sia del mondo, sia della logistica, sia dei trasporti. In questo momento noi lavoriamo con tantissimi operatori, le variabili sono giornaliere, cambiano continuamente, alcuni aspetti del vostro lavoro sicuramente giornalmente cambiano e quindi quello che noi cerchiamo di portare è un supporto alla pianificazione, ma non solo, un supporto alla ripianificazione. Questo è sempre molto importante perché sappiamo benissimo che giornalmente cambiano un sacco di elementi e quindi è importante dare un supporto di questo tipo. Questo come lo si può dare? Lo si può dare con strumenti che hanno risposte rapide, che hanno un'intelligenza all'interno, che riescono a comprendere il processo e dare un effettivo beneficio. E cerco di estendere un po' l'argomento, quindi stiamo parlando di intelligenza artificiale e noi ci occupiamo a livello, diceva prima Luca, ci occupiamo di tecnologia innovativa che riguarda intelligenza artificiale ma non solo, quindi usiamo queste tecnologie dove servono. Volevo portare questo pensiero. Ci sono processi che si possono rendere più efficienti e su cui si può portare un certo valore con applicazioni di intelligenza artificiale. Ci sono altri processi in cui si può portare valore con tecnologie innovative
che magari non sono strettamente di intelligenza artificiale, riguardano sempre l'ambito dell'intelligenza, quindi sono algoritmi che, adesso poi vi faccio qualche esempio, che portano del suggerimento e delle informazioni, del valore nel processo e nell'operatività poi delle persone, degli utenti che li usano, ma non strettamente di intelligenza artificiale. Quindi noi ci occupiamo a 360 gradi di diverse tecnologie e quindi un'intelligenza artificiale anche più ampia. Altro tema che vorrei sottolineare è la visione del cambiamento un po' ampia, nel senso che ho riportato questa che è un'immagine che noi abbiamo in una roadmap che seguiamo di investimenti e di crescita dei nostri prodotti a livello innovativo, di tecnologie innovative, in cui abbiamo l'intelligenza artificiale, tecniche di ottimizzazione, quindi tecnologie innovative, ma l'aspetto ambientale ovviamente importante e l'aspetto umano, vorrei dire, perché io lavoro in questo ambito da quasi 10 anni e quello che vedo sempre nelle nostre applicazioni e che diciamo, ci rapportiamo, ora il team ovviamente è molto cresciuto, con operatori, con gli utenti, e bisogna creare dal nostro lato, questo è il nostro punto di vista, quindi dal punto di vista tecnologico, bisogna creare la fiducia e quindi un rapporto di fiducia tra l'operatore, l'utente, quindi la parte umana e il sistema, perché altrimenti non funziona, perché altrimenti l'utente non crede che il sistema gli possa dare un certo supporto, non lo usa o lo usa nella maniera scorretta e quindi non c'è valore. Quindi questo era un pensiero che volevo condividere stasera mi sembrava il posto giusto. È molto importante questa relazione, quindi tra la tecnologia e l'umano, però non possiamo dimenticarlo. Noi abbiamo investito in un sistema, in un insieme di soluzioni che viene chiamato Milos Intelligence, riguarda l'ottimizzazione e l'efficientamento di diversi punti della catena logistica, dei trasporti. E questo ci permette di avere un'infrastruttura, un'architettura che ci aiuta a gestire diverse tecnologie per i nostri clienti. In questo caso vi faccio qualche esempio per andare nel concreto. Prima di tutto tecnologie viste a livello più ampio, quindi intelligenza artificiale, quella che conoscete più di tutti, cioè GPT, è quella generativa, no? Quella che ci risponde, che ci dà dei consigli, che ci elabora il testo e ci dà delle risposte rispetto a delle domande, delle conoscenze che ha appreso e che in quella pubblica apprende da tutto quello che gli altri utenti inseriscono, in quelle private si riesce a tenere abbastanza circoscritto, diciamo, il tema della privacy e anche dei dati. Altre tecnologie che comunque girano all'interno di questo mondo sono quella di ottimizzazione, che quindi sono dei modelli che servono per suggerire decisioni, perché quando usiamo per esempio machine learning magari andiamo ad analizzare un ammontare di dati, quello che dicevamo prima, e poi abbiamo delle informazioni su quei dati. La modellazione di ottimizzazione invece suggerisce proprio delle decisioni in base a quello che è stato modellato della realtà. Business intelligence va bene, fa parte dell'aggregazione dei dati, simulazione, quindi a volte il problema è simulare un sistema complesso e capire alcune dinamiche, capire come si evolvono, magari in certi contesti l'intelligenza artificiale non serve, non è utile, altri contesti invece è quello che bisogna applicare, quindi per noi è molto importante la parte dell'applicazione corretta, della tecnologia corretta, e quindi questo è anche un consiglio, anche quando magari spero gli operatori si affacciano a questo mondo con diverse aziende, ovviamente ora sono molte le aziende che offrono questi servizi, di capire che ci sono tecnologie che vanno bene in certi punti e altre no, non creano un valore. Vi faccio una breve panoramica di casi
di esempi, di casi concreti. Per esempio MTO Planning Optimization è un sistema che suggerisce la combinazione di viaggi camionistici che possono essere relativi a un nodo con la parte ferroviaria o no, comunque mette insieme diverse richieste di trasporto e poi combina i viaggi, suggerisce la combinazione dei viaggi per ridurre i viaggi vuoti, per ridurre le emissioni, e lo fa garantendo la compatibilità tra il mezzo di trasporto, la proprietà della cassa, gli orari di apertura, gli orari di chiusura, insomma mette insieme un insieme di informazioni che viene fatto spesso a mano, però diciamo è un lavoro che può essere non sostituito da queste tecnologie, può essere accelerato in modo che questa è una cosa che io dico sempre, non è possibile modellare tutta la realtà, per quanto sia il mio lavoro e lo faccio e mi piace molto, non è possibile, quindi rimangono comunque delle variabili che deve gestire la parte umana, no? Allora quello che si può fare, e totalmente in linea con quello che diceva l'intervento precedente, è di accelerare e agevolare laddove l'umano non porta così tanto valore, quindi tutto quello che può essere automatizzato, e poi lasciare il tempo per fare dei ragionamenti e per creare un valore ancora aggiuntivo rispetto a quello creato dal sistema. Altri riguarda le manovre ferroviarie, ci spiegherà leggermente più in dettaglio il mio collega Alessandro, quindi l'ottimizzazione e la simulazione di manovra ferroviaria, quindi il processo all'interno dell'area portuale. C'è la parte di terminal marittimo con il supporto alla pianificazione ottimizzata e automatizzata del ciclo ferroviario in ambito portuale, quindi carico, scarico del treno. E poi la parte invece di nuovo di predizioni rispetto a un nodo logistico che anche qui sia rispetto al trasporto gomma sia rispetto al trasporto ferroviario, che ci racconta brevemente il mio collega. Quindi ora direi che lascio la parola a lui. Sì, buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandro e lavoro appunto con Veronica in Circle Group. E qui abbiamo, mi si sente? Ok, qui abbiamo nella slide uno degli esempi, diciamo, di casi sui quali stiamo lavorando. In questo caso parliamo di un sistema di predizione riguardante un nodo portuale sul traffico gomma. Quello che fa questo sistema è provare ad effettuare delle previsioni su i flussi di camion in arrivo, quindi provare a prevedere un dato giorno in una certa fascia oraria con delle certe condizioni quanti camion entreranno nel terminal, quanti camion passeranno attraverso certi nodi e quanti camion usciranno al terminal, quindi il flusso all'interno attraverso ad ogni nodo del terminal. E poi, utilizzando anche l'informazione predetta dal sistema precedente, provare a predire anche per ogni singolo mezzo, per ogni singolo camion, l'orario di arrivo. Questo logicamente permette di avere una pianificazione migliore dell'attività del terminal, sapendo ovviamente in maniera più precisa quanti mezzi attraverseranno ogni nodo del terminal in ogni momento, e avendo per ogni camion non solo un orario stimato di arrivo teorico, ma anche un orario stimato affinato, e quindi avendo un'idea più precisa di quale può essere il ritardo che effettua ogni camion, e quindi ogni camion sapere in che momento arriva. Questa cosa qua viene fatta con delle tecniche di machine learning, per le quali si parte da dei dati storici, che è la prima fase e forse una delle più complicate e cruciali, perché bisogna riuscire a raccogliere tutti i dati, più dati possibili diciamo, e tutti i dati necessari riguardanti questo fenomeno, perché il modello impara fondamentalmente da degli esempi, quindi bisogna raccogliere tutti gli esempi possibili di mezzi in arrivo al terminal, gli orari di arrivo e tutte le informazioni accessorie relative possibili, e questo ovviamente pone delle difficoltà rispetto all'acquisizione di questi dati, all'integrazione di questi dati, poi se si vogliono fare delle predizioni in tempo reale e anche eventualmente a superare complessità che ci possono essere dal punto di vista della privacy per la gestione di questi dati. Quindi viene fatta una raccolta, un'elaborazione di questi dati che poi viene integrata nel sistema e viene utilizzata per addestrare
questo modello, quindi c'è una fase di cosiddetto training del modello, nel quale il modello vede questi dati e impara sostanzialmente dagli esempi ad effettuare delle nuove predizioni, e poi successivamente il modello viene messo in produzione, quindi sui casi nuovi può effettuare le predizioni e quindi provare a predire appunto quanti camion arriveranno ed ogni camion a che ora arriverà. Un altro sistema invece che utilizza delle tecniche diverse è quella dell'ottimizzazione sullo shunting. In questo caso non si utilizzano tecniche di machine learning, ma si utilizzano tecniche di ottimizzazione o ricerca operativa per effettuare la schedulazione della manovra ferroviaria. Quindi in questo caso, avendo come input i treni che devono essere serviti da un terminal ferroviario interno ad un nodo portuale o anche in realtà non portuale, sapendo i treni che devono essere serviti e le risorse a disposizione in termini sia di lavoratori che di mezzi, può essere il sistema, utilizzando tecniche di ottimizzazione, cerca quantomeno di trovare l'ordine ottimale con cui eseguire le operazioni, in maniera da sfruttare al meglio tutte le risorse a disposizione e minimizzare ovviamente il tempo di attesa per ogni treno, il tempo necessario a effettuare tutte le operazioni, e i costi delle operazioni vengono minimizzati. Quindi questo è un tipo di sistema diverso. Concludo. Si sente? Ancora? Sì, ok, non mi ricordavo come ci eravamo divisi. Comunque, appunto, in generale questo tipo di sistemi possono dare vari diversi tipi di benefici che sostanzialmente riescono a rendere più efficiente il funzionamento di un terminal, quindi gestire in maniera migliore e con meno bisogno di supporto umano andare a supportare le decisioni che vengono effettuate, quindi possono dare dei suggerimenti che poi il personale del terminal può utilizzare per gestire le operazioni in maniera più efficiente, quindi impiegando meno tempo, facendo meno ritardi, facendo magari anche fronte in maniera migliore a eventuali eventi esterni che possono bloccare o condizionare l'operatività del terminal, ridurre i costi e gli sprechi, e anche ridurre le emissioni e l'inquinamento, dal momento che se si riescono ad effettuare le operazioni in maniera più efficiente e più veloce, i macchinari rimangono accesi per meno tempo, viene fatto tutto più velocemente e di conseguenza si inquina meno. E quindi tutto questo riesce a ridurre i costi e a rendere il terminal più efficiente e più veloce, più fluido nella sua operatività. Esatto, questi sono, diciamo, i benefici dei nostri sistemi come Business Intelligence, ma sono generali, quindi sono nell'applicazione di queste tecnologie, come dicevamo prima. Questo l'abbiamo detto, ci vuole equilibrio che noi ricerchiamo tra l'aspetto umano, l'aspetto digitale, l'aspetto delle tecnologie. È qualcosa che è troppo importante, perché ci sono dei sistemi magari che fanno la luna, però non si riescono a portare in produzione perché non c'è stata la giusta attenzione alla persona. Questo qua è abbastanza importante. Quindi chiudo e dico solo questo: dati ci aiutano per le decisioni, le tecnologie sono strumenti che ci possono servire e non sono completamente a sostituzione. Certo, come abbiamo detto prima, vale tutto quello che abbiamo detto prima. Gli strumenti ci servono per creare un valore, e quindi questo è quello che cerchiamo di portare, ovviamente. Grazie. Grazie anche per le ottime capacità di sintesi. Passiamo all'ingegneria e all'industria navale sostanzialmente. Abbiamo l'ingegner Vittorio Bucci, già ospite del Propeller in altre occasioni. Dopo qualche premessa, l'ingegner Bucci ci parlerà dell'applicazione appunto nell'industria navale dell'intelligenza artificiale,
sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda il controllo qualità. E poi ascolteremo anche qualche conclusione di carattere generale, secondo me molto interessante. Prego. Mi passate il telecomando, scusatemi, grazie. Grazie. Oh, mamma mia. Allora, in qualche maniera anche le costruzioni navali hanno risentito dell'ingresso dell'intelligenza artificiale. Questo perché? Essenzialmente, forse tra di noi ci sono tanti lettori di Asimov, quindi spaventati dalla rottura delle 3 leggi della robotica, il computer deve essere al nostro servizio, e difatti poco fa la chiusura dell'intervento è uno strumento che, richiamando un po' come dire, l'inglesismo, ovviamente dato in ingresso di qualità, dato in ingresso in uscita, e questa è un'altra cosa molto molto importante, e l'ho detta pulita. Ora, il tema oggi qual è? Velocizzare le operazioni. Se una volta ci si poteva permettere il lusso di gustarsi il tempo, ora il tempo è diventato il vero denaro. Per velocizzare quindi e aumentare o mantenere la stessa qualità, l'intelligenza artificiale sicuramente dà un grandissimo aiuto. Un grandissimo aiuto in operazioni che in qualche maniera devono talvolta asseverare la qualità del prodotto nave. Vi riporterò nelle brevissime slide, non vi spaventate, sono tante ma le scorro con grandissima velocità, 2 progetti pilota che abbiamo sviluppato per conto, lo possiamo dire, di Fincantieri negli ultimi anni, proprio per abilitare nella pratica costruttiva navale l'impiego dell'intelligenza artificiale. Dove? In tutti quei processi ripetitivi, noiosissimi, che possono portare alla morte cerebrale di chiunque viene impiegato a farli, ma all'atto pratico sono fondamentali per assicurare la qualità di un oggetto che nella migliore delle ipotesi dovrà navigare con qualsiasi condizione di mare per 20-30 anni. Primo esempio che vi porto riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale in uno dei processi più noiosi che possono capitare, ovvero la valutazione della qualità delle saldature durante il processo automatico. È una cosa che chi ci è passato, e vedo qualche testa nella platea che fa così, vi posso assicurare è un'attività terribile, oltretutto anche abbastanza nociva per la salute, perché all'atto pratico il controllo della saldatura può essere fatto e viene fatto abbondantemente ricorrendo a piccole macchine portatili a raggi X che di fatto non è che fanno proprio bene agli operatori. Primo tema, l'abbiamo applicato su questo, operazione ripetitiva che fra l'altro è abbastanza, diciamo, il cui risultato è abbastanza lampante, e qui vediamo alcuni esempi, e soprattutto è quasi esente dai cosiddetti falsi positivi, che è un altro problema che deve essere gestito negli algoritmi di intelligenza artificiale. Questo sistema praticamente non risente del falso positivo e quindi permette di applicare una delle più semplici intelligenze artificiali, e torniamo qua, quella che già utilizziamo adesso essenzialmente nei sistemi di guida assistita per le automobili. Il principio è essenzialmente lo stesso, vado veramente velocissimo perché non ha significato andare avanti, però all'atto pratico, applicando questo principio ripetitivo all'infinito, riesco a velocizzare in maniera fantasmagorica questo tipo di attività. Perché? Perché entro certi limiti, combinando la lettura con ulteriori strumenti, ad esempio il drone che mi può volare in officina indisturbato, si scarica il drone dura 20 minuti, lo ricarichiamo e lo rifacciamo rivolare, mi permette di controllare la qualità delle saldature addirittura durante il processo e quindi non risentire dell'effetto della cosiddetta scoria di saldatura che si genera durante proprio la saldatura stessa. Costo dell'investimento, e vado subito alla fine, estremamente semplice, perché tra l'impiego del drone e l'impiego del lettore direttamente sulle torce di saldatura nelle panel line si rientra in
3 anni. Però in questi 3 anni cosa ho fatto? Ho impiegato il personale che attualmente, come dire, rischia la vita facendo queste radiografie in ulteriori attività molto più valuevoli, verrebbe da dire, per le quali serve l'intelligenza, banalmente l'interpretazione avanzata del risultato, della lettura, la soluzione del problema. E questa è la differenza che può fare l'uomo rispetto all'intelligenza artificiale. Se la cosa si ripete per tantissime volte, non ha significato impiegare delle persone. Possiamo guadagnare tempo di qualità per fare operazioni di qualità. Secondo esempio che porto alla vostra attenzione. Ovviamente, scusatemi, manca un piccolo dettaglio. Prossimo step è, al posto, banalmente sfruttando un po' di machine learning, al posto della ispezione con i sensori, le radiografie, eccetera, eccetera, basta un telefono, facciamo la foto, controlliamo la foto, ispezione della saldatura fatta. E qua il costo dell'investimento di questo dove starà? Starà proprio nella programmazione, nei colleghi informatici che ci aiuteranno a sviluppare appunto l'algoritmo di machine learning. Secondo esempio, ho sbagliato slide, scusatemi, ma vado velocissimo. Altro sistema basato molto semplicemente su un altro tipo di applicazione, sempre legata alla saldatura. Posso passarvi il messaggio molto semplice: durante la costruzione della nave, la nave la possiamo pensare come se fosse un grande Lego, fatto da tanti mattoncini. Questi mattoncini, arrivati a un certo punto, devono essere sollevati e montati in bacino. Durante queste operazioni, però, il mattoncino non si deve assolutamente piegare, perché altrimenti quando poi colleghiamo i diversi mattoncini tra di loro, questi non combaciano più. Per guadagnare tempo, ancora una volta, ricorriamo alle cosiddette tecniche di preallestimento, cioè il mattoncino non sarà solo la scatola di ferro, ma porterà al suo interno, già durante la fase di, potremmo dire, prefabbricazione in officina, tutta una serie di componenti impiantistiche, le quali saranno ancora più sensibili ai fenomeni di piegatura durante la fase di sollevamento. Bene, per essere sicuri che la struttura sia perfettamente dritta prima abbiamo sviluppato un sistema, ancora una volta, basato su una scansione laser tridimensionale, che fra l'altro impiega qualche minuto per manufatti di circa 30 metri di lunghezza e del peso finale di 250 tonnellate, giusto vuoto per pieno, per darvi un'idea, e permette di valutare la qualità dimensionale, e quindi se le pareti sono dritte, detta terra-terra, se i tubi non si sono piegati, in maniera tale da correggere eventuali problemi prima dello spostamento in bacino o sullo scalo di costruzione. Anche in questo caso abbiamo fatto un progetto pilota con Fincantieri nello stabilimento di Monfalcone, per chi è addentro, alla fine della linea H, quindi quando praticamente la prefabbricazione è completata, e ci sta dando grandissimi risultati. Perché? Perché alla fine della storia, qualora venisse rilevata qualche errore, qualche differenza, qualche problema, si ha tutto il turno di notte per risolverla. È un po' antipatico lavorare la notte, però all'atto pratico si può fare. Questo è stato abilitato ancora da cosa? Da un passo indietro, e mi ricollego ancora all'intervento di prima, da un altro strumento che nel frattempo è entrato nella progettazione navale, ovvero i cosiddetti system integrator di progettazione. La progettazione oramai è completamente integrata. Se prima c'era l'immagine, potrei dire quasi poetica, che a me da giovane ragazzino affascinava, del disegnatore con la matita, la pennacchina, non esiste più tutto questo. Oramai anche il disegno bidimensionale nella progettazione è completamente superato, chi lo pratica ancora sta per uscire dal business, come diceva il primo intervento. E per restare nel business necessariamente ci si è dovuti evolvere verso l'integrazione di sistemi. Quindi nel momento in cui io inizio la progettazione della nave, lo faccio tridimensionalmente, progettando quasi tutto contemporaneamente, mettiamoci tante virgolette, prima e dopo. Alla fine della storia ottengo un modello tridimensionale parametrico.
Questo modello tridimensionale parametrico lo posso fare a fettine come i miei mattoncini e lo posso far sovrapporre un'intelligenza artificiale alla scansione laser 3D che ho fatto in capannone, rilevando immediatamente se ci sono delle discrepanze tra il progettato e il costruito. Operazione, direi, di post-processing quasi istantanea, nel giro di 5 minuti ho già i risultati. E posso rilevare differenze impostate sulle, potremmo dire, sensibilità della costruzione, i famosi 5 mm di differenza. Rilevo qualcosa di superiore ai 5 mm, viene chiamata durante il turno di notte la squadra che deve in qualche maniera risolvere il problema. Costo dell'intervento 70.000 euro, investimento di 70.000 euro, da un punto di vista dell'hardware. Costo intellettuale 3 anni di lavoro, i quali però hanno permesso un risultato finale fantasmagorico. Attualmente errori dimensionali si sono ridotti nel giro di un anno dall'applicazione del pilota di quasi l'80%. Quindi ovviamente potremmo dire progetto di successo. Terzo ragionamento, e di questo appositamente non ho portato slide perché stiamo avviando un processo di brevetto sopra, previsione operativa delle navi. Adesso i poveri armatori saranno soggetti a tutta una serie di tassazioni, balzelli, eccetera, eccetera, legati essenzialmente alle emissioni di gas serra, CO2, gas volatili, combustibile bruciato, FuelEU, perché d'altra parte le politiche europee spesso e volentieri per incentivare la sostenibilità essenzialmente colpiscono economicamente chi può sostenere la spesa, e anche in questo caso l'ho detta pulita. Bene, tramite un modello matematico da noi sviluppato abbiamo la possibilità di prevedere quelle che saranno le emissioni di una flotta di navi. Prevederle però su modelli fisici, non su modelli statistici, quindi prevedere con margini di incertezza dell'1%. In questo caso l'armatore cosa potrà fare? Potrà acquistare direttamente dalla Commissione europea o comunque dall'ente governativo la CO2 emessa a valore, potremmo dire, calmierato, e non incorrerà entro certi limiti, appunto l'incertezza dell'1%, nelle penali legate al non rispetto dei vari regolamenti. Ne cito qualcuno: FuelEU, MRV Revised, CII e via discorrendo. E questo ora come ora lo stiamo provando con un grande armatore, molto grande, che ha fatto degli investimenti anche sul nostro territorio e ci sta dando delle grosse soddisfazioni. E questo è un altro caso di applicazione. Ovviamente per poter ottenere un modello fisico devo poter accedere al dato della fisica del mare, non solo la fisica della nave, e quindi devo utilizzare l'intelligenza artificiale per processare una quantità immonda, scusate se lo dico, di dati meteomarini, soprattutto non legati al hic et nunc, ma legati a tutto uno storico, in maniera tale da poter fare delle previsioni quanto più precise per l'immediato futuro. Secondo tema, sempre legato a questo, devo sapere esattamente come si sta comportando la nave e quindi modellare fisicamente la nave per come è. Se la nave ha la carena sporca, devo essere in grado di simulare l'effetto carena sporca, e devo anche poter dire all'armatore: bada che forse è meglio che adesso la fermi un attimo qualche giorno e gli fai una pulizia di carena perché stai performando male e quindi potresti uscire dal budget che ti ho dato. Tutto questo è stato abilitato all'intelligenza artificiale, altrimenti probabilmente iniziando oggi a raccogliere questi dati, banalmente download dalle varie database, Copernicus e via discorrendo, probabilmente non riuscirei in tutta la mia vita con tutti i miei collaboratori a completare questo tipo di attività. E questo ovviamente è stato abilitato da un'intelligenza artificiale che fa un'attività raziocinante, e quindi colleghiamoci alle leggi di Asimov che ho detto prima, critica, perché ovviamente anche nel caso dell'evento marittimo estremo deve potermi dire: bada che questo qua è estremo, non è la storia normale della nave, e con una capacità di processo elevatissima. Ultimo commento, che magari aggiungo a quello che è stato già detto relativamente allo strumento:
Teniamo presente però il pericolo dell'impiego intensivo di queste intelligenze artificiali. Dietro l'intelligenza artificiale ci sono degli HPC, ci sono dei grandi computer, ci sono dei computer che consumano una quantità enorme di energia. Altro spunto su cui stiamo iniziando a mettere gli occhi, ovviamente da un punto di vista della ricerca accademica, è quello di trovare delle nuove soluzioni per alimentare questi grandi computer, magari con qualche piccola centrale nucleare galleggiante messa in mezzo al mare e magari mettendo lì vicino proprio l'HPC, perché uno dei problemi dell'HPC, ovvero dei grandi potentissimi computer, è quello che scaldano tantissimo. Ma il mare è freddo, basta, non dico altro, se no magari qualcuno mi ruba l'idea, però il ragionamento è proprio questo: creare una sorta di poli offshore energetici di calcolo. Grazie. Grazie ingegnere, e grazie anche a te per le capacità di sintesi. Allora, passiamo adesso ad analizzare un aspetto diverso, strettamente correlato, qualcosa è già stato accennato anche dal Presidente Zerbini in corso di presentazione. Parleremo di assicurazione sulla navigazione autonoma, perché anche ai profani, per esempio, viene in mente che se io controllo anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale una nave piuttosto che un'automobile, cosa succede in caso di incidente? Mi paga? Quali sono gli scenari futuri? Ecco, approfittiamo questa sera della presenza del professor Felician, che qua a Trieste classicamente non avrebbe bisogno di grandi presentazioni, perché ci ricordiamo Genertech, che se non ricordo male ha fondato, Genial Lloyd, le sue docenze al MIB, all'Università di Trieste, all'Università di Udine, eccetera, proprio per trattare questa tipologia di argomenti. Prego, professore. Grazie. Allora, buonasera, sono contento di conoscervi. Per me Propeller è una cosa nuova. Quando ho accettato l'invito da parte della mia amica Paola Bardi e di Fabrizio Zerbini, non sapevo a cosa andavo incontro, perché io sono un assicuratore auto essenzialmente, qui stiamo parlando di navi, di grandi navi. Ho sentito con grande interesse le relazioni precedenti, perché questi sono temi che frequento di più, i temi di big data, i temi di intelligenza artificiale. Abbiamo sentito la visione, le saldature. C'è una competizione sui sistemi di visione, l'hanno fatta nel 2010, ogni anno c'era questa competizione, non la fanno più, ormai i sistemi vedono meglio degli umani, quindi non mi stupisce che le saldature possano essere viste da sistemi. Parlavamo del fatto che si consuma energia usando i sistemi di intelligenza artificiale. La raccomandazione è: quando fate delle interrogazioni semplici, non fatele con ChatGPT, perché consumate molta più energia. D'altra parte, prima di fare centrali nucleari in mezzo al mare, succederà che arriveranno i computer quantistici che consumeranno molto meno energia, ci stanno già lavorando. Sentivo IBM l'altro giorno, nel 2030 dice saranno tra noi. Però il mio argomento di oggi non è questo, è assicurazione della navigazione autonoma. E qui mi verrebbe da fare una citazione per i nostri amici genovesi che hanno aperto la chiacchierata di oggi citando il loro poeta Montale. E voi conoscete, c'è un verso molto famoso: non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Quindi non domandatemi le condizioni generali di una polizza assicurativa per la navigazione autonoma di navi, come voleva la Paola, e diceva ma magari porti anche il set informativo, lo commentiamo. È un problema, lo prendiamo alla lontana, però dobbiamo parlare di due argomenti. Uno sono la navigazione autonoma e poi c'è l'assicurazione. Allora, innanzitutto la guida autonoma è già tra noi. Potrei fare un piccolo sondaggio tra i presenti. Monaco di Baviera è una città che avete frequentato?
alcuni sì, parecchi. Milano, tutti o quasi tutti. Poi mi verrebbe ancora da farvi un paio di domande se San Francisco è un po' più lontana. Qualcuno di voi è un appassionato di macchine Toyota o lo era già da tempo? E poi l'ultima domanda, ma qui so già la risposta: qualcuno di voi è un fanatico ammiratore di Elon Musk? Ok, queste sono le domande che vedremo tra poco. Allora, la guida autonoma è già tra noi. Se siete andati a Monaco, avete visto in aeroporto, c'è uno shuttle a guida autonoma da molti anni. Milano, la famosa linea blu, la linea 4 della metropolitana, quella da Linate, che finalmente ai triestini permette di arrivare in centro senza patemi e a guida autonoma. Toyota nel 2003 è stata la prima che ha installato sulle sue macchine, sulle Prius in particolare, l'Intelligent Parking Assist. Io credo che molti di voi, se avete macchine un po' moderne e un po' di grossa taglia, avete dei sistemi di parcheggio automatico e sono sicuro che, come me, non li usate, ma comunque i sistemi ci sono. Quindi abbiamo un'esperienza diretta perché strumenti di questo genere li abbiamo usati. Per me è stato un vero shock culturale una visita a San Francisco per questioni turistiche, ma quando ho cominciato a vedere che ci sono più taxi a guida autonoma, Waymo, più taxi a guida autonoma che taxi veri con tassisti veri, è stato un vero shock. Queste tecnologie sono tecnologie che sono tra noi. Dicono che una macchina così costa €500.000 di tecnologia. Quindi voi potrete dire non è molto economico, forse vale la pena di prendere un tassista sottopagato, immigrato irregolare, qualunque cosa succede negli Stati Uniti costa di meno, indubbiamente, ma la società che sta facendo questo sta guadagnando una comprensione della guida autonoma che non ci sarà niente e nessuno che riuscirà a stargli dietro. Oggi, se avete letto il Corriere della Sera, c'è un articolo nella pagina centrale di straordinario interesse, secondo me, di un giornalista che parlava del fatto che in Europa, pur essendo bravi, pur avendo cervelli, pur avendo scienziati, non abbiamo una che sia una società nell'intelligenza artificiale o nel mondo avanzato dell'economia di oggi, sono tutte americane. Waymo sarà una di queste. In Italia abbiamo società in grado di lavorare su queste cose, Bosch per esempio, a parte le case automobilistiche che conoscete, però non c'è, primo, un problema di soldi, in America li finanziano in maniera diversa, e poi un tema che è venuto fuori oggi e che io ho subito colto, il tema della normativa. Noi in Europa abbiamo delle normative che sono penalizzanti all'eccesso. A San Francisco scrivono sui muri: noi siamo orgogliosi di permettere di testare, in California e a San Francisco. Risultato di questo, la Silicon Valley è lì, non è in area di ricerca qui a Trieste, 1, 2, e quindi tutta l'informatica, ma anche il biotech. A Trieste abbiamo un po' di cultura biotech in area di ricerca. A San Francisco, dove possono fare di più, fanno di più. Allora vado avanti e vi parlo di navigazione autonoma, perché voi siete uomini di barca, non di uomini di automobile. No, non è vero, sto scherzando. E queste sono cose che mi sono documentato, probabilmente voi le conoscete molto meglio di me, ma mi sembrava opportuno, economico, in questa chiacchierata ripeterle. Primo, c'è questo progetto ad Amsterdam, 2016, partito, collaborazione tra l'MIT di Boston e un istituto metropolitano olandese, obiettivo trasporto di merci e rifiuti autonomo, via barca, trasporto di persone nei canali di Amsterdam, turisti, autonomo, e monitoraggio ambientale. Il fatto che sia un progetto del 2016 e che non è ancora andato in produzione, questo sarebbe per portare i turisti, questo per portare i rifiuti, e questo era un ferry boat, che, se andate a vedere il sito, dice a Parigi, prima delle Olimpiadi, sarà in funzione sulla Senna. Come forse sapete, in funzione non è andato, e quindi a me questo progetto fa pensare moltissimo, mi ricorda tantissimo Elon Musk, il quale ci ha promesso che nel 2035 saremo su Marte, l'uomo sarà su Marte. Io credo che nel 2035 non avremo neanche il pezzettino del passante dell'autostrada tra Portogruaro e San Donà di Piave. Sono 20 o 30 chilometri, 10 anni, insomma, sono pochi per farlo. Allora,
società che dicono porteremo i turisti in giro per i canali di Amsterdam con guida autonoma e dopo 10 anni non l'hanno fatto, lasciano un po' il tempo che trovano. Però ci sono esperienze più serie nel settore navale e questo progetto norvegese in particolare è una cosa che per chi va in Norvegia, cioè se ci andassi lo andrei a vedere. Questa nave trasporta tra 2 porti norvegesi materiale a guida autonoma. Una nave grande, come vedete, che trasporta a guida autonoma. Ci sono altre esperienze e ci sono esperienze in ambito militare, in ambito subacqueo, dove ci sono alcune aziende che stanno realizzando dei sistemi, vedete, non sono prototipi, sono sistemi che funzionano, capaci di andare sott'acqua a guida autonoma, a volte a guida totalmente autonoma, a volte teleguidati da lontano. Tutto sommato è una bella cosa, piuttosto che andare nelle profondità del mare, è un po' meno pericoloso. A questo punto ci chiediamo la responsabilità, cosa succede? E qui introduco un tema che a voi è molto noto, soprattutto ai giuristi tra di voi, ed è il problema della responsabilità. Allora, nei grandi porti, Porto di Trieste ma tanti altri porti, il pilota del porto è obbligatorio per le grandi navi, non per la barchetta a vela, ma per le navi sì. Il pilota sale a bordo, però di chi è la responsabilità? La responsabilità è del comandante e resta del comandante. Il comandante mantiene il controllo, se desidera fare quello che il pilota gli suggerisce lo fa e se no non lo fa. La responsabilità è sua, se va a sbattere contro il banchino o fa qualunque altra cosa, la responsabilità è del comandante. Il pilota ha responsabilità, allora il pilota ha qualche responsabilità, ce l'ha evidentemente, però ha la responsabilità di fornire informazioni sbagliate, dare consigli negligenti, omettere informazioni cruciali e poi vedremo la rivalsa, ma intanto la responsabilità è del comandante e su questo non si discute, almeno così dicono. Vorrei fare un altro esempio di navigazione, ma non navale, aerea. Voi sapete, i sistemi strumentali sugli aerei ormai sono estremamente diffusi. Io in testa avevo che i piloti pilotano forse il 7% del tempo di volo su un volo importante, non so, un volo tra l'Europa e gli Stati Uniti per esempio. 7% hanno le mani sui comandi, il resto fa guida autonoma. In realtà mi dicono che sugli aerei più moderni è 0%, cioè gli aerei sono capaci di atterrare e decollare a guida autonoma, e come sapete sono i 2 momenti pericolosi in un volo. Tuttavia, pur essendo, diamo per scontato che gli aerei siano capaci di andare a guida autonoma, e guardate che gli aerei sono macchine costose, molto costose, e 300 persone sull'aereo sono ancora più costose e più di valore, mi permetterei di dire, nonostante ciò vanno a guida autonoma. Bene, però dietro al cockpit ci sono 2 piloti, non 1, 2, pagatissimi e istruitissimi, formati e straformati, che sono lì per non fare nulla, sostanzialmente, nulla. Intervenire prima che l'aereo si schianti, ma in realtà la guida autonoma c'è, ma ci sono 2 piloti pagati, formati e presenti. Quindi questo, perché parliamo di questo? Perché questo è il nostro, diciamo, contesto di oggi, contesto sia normativo sia proprio operativo, vorrei dire. Mi sposto perché altrimenti non mi vedono da quella parte. Bene, allora in questo contesto andiamo avanti e facciamo il giro del mondo in 80 regole, non in 80 giorni. Quello è un lungo discorso che però vuol portare a farvi toccare con mano una cosa che molti di voi già sanno, anzi quasi tutti, forse più di me, e cioè che non esiste un sistema normativo mondiale che disciplina questo settore. Allora c'è una convenzione di Ginevra che non è mai entrata in vigore, e sono passati 50 anni, mezzo secolo. Ci sono altre convenzioni, alcune delle quali risibili. Mi sono consultato col caro amico che certamente conoscete e grande maestro, professor Antonini, il quale appunto mi dice: ma non citarla neanche quella che usano i paesi piccoli, chi se ne importa. Comunque ci sono varie regole, varie convenzioni, ma questa frammentazione di regole, stiamo parlando del trasporto marittimo delle merci, rende difficile le operazioni per chi opera in questo settore e
fa sì che tutto il commercio marittimo internazionale, che c'è per fortuna, non è fermo perché aspetta la rettifica della convenzione, c'è e funziona, ma funziona sulla base di accordi privati, usi commerciali, contratto. Firmiamo il contratto e facciamo, non vuoi firmare il contratto? Vabbè, non ti porto le merci. Mi ricorda un'altra cosa interessante che ci tocca più da vicino. Molti di voi lavorano con queste cose, le sanno, ma tutti voi usate il bancomat e tutti voi fate dei bonifici online. Bene, tutto il lavoro che facciamo con le nostre banche, e lo facciamo da tanti anni online, prima si andava allo sportello, poi dai primi anni 80, allo sportello ci si va, ma si possono fare operazioni o col bancomat, con lo strumento, o adesso via internet. Tutte queste operazioni che facciamo tutti noi e tutti i giorni non si basano su una normativa della firma digitale forte, eccetera, che è testo di legge in Italia, ma si basano su un accordo privato tra la banca e il correntista. Io ti do dei codici, un codice, 2 codici, il PIN, l'OTP, quello che è. Tu li conservi, se vengono usati quei codici li hai usati tu. Uno dice firmo. No, non va bene, io voglio... Se non ti va bene non prendere questo servizio, non vedo il problema, quindi continua ad andare in banca. Quindi alla fine io trovo simile questo aspetto bancario che ci tocca a tutti ogni giorno con la disciplina dei trasporti, molto più corposa, molto più importante vorrei dire, ma basata su accordi contrattuali. Vado oltre, i trasporti non sono solo navali, siamo in un'epoca di trasporti intermodali, c'è un pezzo a terra, il container, il treno, la macchina, il camion, quello che è, la gru. E la Convenzione di Ginevra sull'intermodalità, anche questa c'è 45, ma insomma ci arriva presto a 50 anni, ma anche questa non è stata ratificata e dietro a questa ci sarebbe il principio che a seconda di dove succede il danno vale la normativa per quel pezzo, quindi se navale, se terra. Però in realtà non c'è. Qui vorrei fare una provocazione. Siamo indietro alle tavole amalfitane, XI secolo, governavano il traffico nel Mediterraneo. Chi ha avuto il piacere di andare ad Amalfi, quel museo che c'è proprio allo sbarco del porto, del porticciolo, se vi capita andateci, perché per chi fa il vostro mestiere è veramente toccante entrare in questo museo che è il vecchio arsenale 1100 e vedere le tavole amalfitane. Quindi io credo che oggi noi viviamo un sistema giuridico di trasporti che non è in grado di disciplinare la guida autonoma, perché non è stato neanche capace di disciplinare come portare un container. Tutto ciò detto, devo muovermi verso il tema assicurativo su cui ho interpellato non una ma 2 compagnie di assicurazioni italiane, esperte del settore, visto che io faccio assicurazione auto, e ho raccolto un po' di idee. Però le idee, come vi dicevo al verso di Montale, non sono definitive. Il vero tema è che come facciamo a parlare di assicurazione, di responsabilità, se non sappiamo di chi è la responsabilità? La responsabilità, o meglio, non è disciplinato ancora complessivamente tutto il... Quindi la responsabilità è della nave, dell'armatore, del comandante. Allora, se partiamo da questa situazione grigia, torniamo un passo indietro e guardiamo sempre le automobili che mi sono care e che conosciamo meglio. Nel mondo dell'automobile esiste da un po' l'assicurazione casco, che vuol dire pago tutto io. Qualunque cosa succeda, un danno alla macchina, un danno ai passeggeri, un danno a terzi, un'assicurazione casco paga tutto. Paga tutto e poi vediamo. La casco comprende quindi, se parliamo di navi, i danni alla nave, i danni a terzi, i danni ai trasportati, i danni alle merci. Per chi fa lo spedizioniere o per chi è padrone delle merci, della nave gli interessa il giusto, cioè niente, ma delle sue merci sì, quelle devono arrivare, se si danneggiano. Allora, un'assicurazione casco su una nave, anche in caso di guida autonoma, uno dice tu intanto paghi, poi vediamo. Può esserci una rivalsa da parte, l'assicuratore paga, dopo aver pagato dice un momento, se in realtà questo incidente è dovuto a un errore di progettazione, il sistema di guida autonoma faceva acqua, scusate il gioco di parole, in mare, allora io ho pagato, però tu mi dai dietro qualcosa. Questo secondo me
darà origine, e qui credo che i legali presenti in sala potrebbero essere contenti di ascoltarmi, a un contenzioso lunghissimo e molto difficile, 10 anni e più, perché torniamo alle automobili. Quelle 500 che voi ricordate da ragazzini in realtà non avevano grandi sistemi di guida autonoma né grandi sensori, ma le macchine che voi avete adesso, i sensori ce li hanno, le telecamere ce li hanno molti e funzionano. Supponete che fate una manovra di parcheggio, non automatica, la fate voi la manovra di parcheggio, marcia indietro, ma nella marcia indietro guardate le telecamere, chi guarda indietro? Poi tra l'altro a una certa età fa anche male girare il collo, quindi uno guarda il monitor e vede la telecamera che gli dice ma poi c'è il bip bip sempre più forte, quindi credo che sia una cosa che conosciamo tutti. Bene, poi seguite la telecamera e paf, andate a sbattere. A quel punto lì, arrabbiati, dite io adesso farò causa o protesterò col manufacturer, con chi ha fatto la macchina, perché il sensore non ha rilevato. Poi si fa, chiaramente si fa un'indagine e poi si scopre che c'era, non vorrei essere poco elegante, un escremento di gabbiano che copriva la telecamera. Quindi la telecamera non vedeva, non vedendo non ha dato il segnale, avete sbattuto. E allora uno dice, vedi, tu volevi trasferire il danno su chi ha fatto il sistema di guida autonoma, ma costui dice non è colpa mia, la mia guida autonoma funziona, è il sensore che ha fallito. Allora andiamo a quello del sensore. Il sensore, andate dalla Bosch, e la Bosch dice i miei sensori sono perfetti, ma se ci metti sopra un cerotto non vedono, o comunque dello sporco non vedono. Allora potete tornare da quello della guida autonoma e dirgli ma scusate, ma tu hai messo un sistema di controllo che se il sensore non vede devi dare l'allerta. Sulle macchine che voi conoscete compaiono dei messaggi che dicono guarda che l'ABS adesso è staccato per qualche ragione, l'airbag non funziona, cioè ci sono dei controlli che controllano che tutta la tecnologia pazzesca che abbiamo sulle macchine oggi sia in funzione. Quindi se le telecamere sono sporche, probabilmente vi dice guarda che se tu hai marcia indietro meglio che guardi. Queste stesse cose che stiamo discutendo sulle automobili, secondo me sono molto pertinenti per le navi, ancora di più, perché ci saranno e ci sono molti più sistemi di controllo sulla nave e devono funzionare tutti. Dopodiché questi sistemi parlano con l'intelligenza artificiale, come l'abbiamo chiamata in questa conferenza, e il programma di intelligenza artificiale guida, non guida, ferma e fa quello che deve fare. Quindi è molto complessa la cosa a vari livelli. Questa è la mia ultima slide. La buona notizia è che questa è la mia ultima slide. Perché l'armatore dovrebbe accettare un'impostazione in cui c'è una polizza casco, risponde di tutto, gli costerà molto questa polizza casco se c'è guida autonoma, già gli costa molto perché portare in giro la nave anche con i migliori comandanti, insomma, però se ci metto anche il sistema di guida autonoma nuovo, primo al mondo o tra i primi, non una cosa molto collaudata, una cosa nuovissima, la polizza assicurativa, non sono un assicuratore del ramo, ma credetemi, costerà di più e avrà massimali molto limitati probabilmente, perché l'assicuratore dice, ma io certo che voglio cominciare a rischiare, un po' alla volta però. Allora, prima di dare risposta alla domanda in arancione, vorrei ritornare al tema del contrattuale. Chi oggi effettua una spedizione intermodale, vista la situazione normativa delle tavole amalfitane di cui parlavamo prima, oggi accetta le obbligazioni contrattuali, perché se non le accetta, le convenzioni non ci sono, allora cosa fa? Perfetto. Punto 2, San Francisco, voi salite sul taxi Waymo, io l'avrei fatto volentieri, ma su un telefono italiano non facevano scaricare l'app. L'app poteva essere scaricata, ovviamente si comanda solo da app. Ho cercato di provarlo, ma sul mio telefono nello store non c'era. Se però avrete la fortuna di riuscire a provare Waymo, se salite sulla macchina avrete accettato tutta una serie di condizioni e se non volete accettarle, peggio per voi, prendete Uber, prendete Lyft, prendete un taxi o andate a piedi. Posso dirvi che anche i sistemi pubblici, il trasporto pubblico funziona bene a San Francisco. Quindi alla fine è una scelta che uno fa. Torniamo alle navi e al problema da cui eravamo partiti. Perché l'armatore dovrebbe accettare questa impostazione? Un armatore non è obbligato a usare la guida autonoma delle navi, lo sarà quando tutte le navi saranno a guida autonoma. Qui non mi sento di fare previsioni perché il mondo va veloce, ma dubito che sia un problema dei prossimi anni, potremo fare un'altra cena e riparlarne.
Allora, se lo fa, quindi non è obbligato ad accettare la guida autonoma, ci saranno le prime navi a guida autonoma e tante altre vecchie o anche nuove ma senza guida autonoma. Perché un armatore dovrebbe accettarla? Per amore della tecnologia? Non credo proprio. Lo farà esclusivamente per convenienza. Perché lo fa per convenienza? Perché otterrà dei risparmi notevolissimi probabilmente. Molto meno equipaggio, la nave lavora 24 su 24, diciamo avrà delle convenienze economiche e sceglierà lui il fornitore del sistema. Non ci sarà un unico fornitore di guida autonoma, ci saranno svariati, alcuni più bravi, altri meno bravi, poi ci sarà una selezione come dappertutto. Il costo della polizza assicurativa casco, perché al momento attuale non ho un'altra visione di polizza che possa funzionare, pensando anche alla guida autonoma delle automobili, i famosi Waymo San Francisco, sarà proporzionato alla qualità del sistema. Quindi tu prendi un sistema di navigazione a guida autonoma di quelli fatti bene, la polizza costa un po' meno. Massimali ed estensione delle garanzie sarà la compagnia a dirle. Uno dice io voglio un massimale altissimo perché la nave costa tanto e il carico che porto è prezioso. Mi dispiace, io assicuratore un massimale altissimo non te lo do. Ti do un massimale decente, te lo do se trovo un riassicuratore dietro, cioè una singola compagnia di assicurazione che si prenderebbe il rischio, però ci sono i riassicuratori, quindi uno dice io ho contrattato col mio riassicuratore, fino a questa cifra ti posso assicurare, di più no, ti arrangi. E quindi massimali limitati all'inizio e poi poco a poco con l'esperienza uno alzerà. E da ultimo il fornitore del sistema di navigazione potrebbe anche disporre di un RC prodotti, cioè dice se per caso alla fine viene fuori che è colpa del mio sistema, io comunque ho un'assicurazione mia che copre una parte di quel rischio. In caso di sinistro l'assicuratore paga tutto e poi va in rivalsa se può, con tutti i problemi anche normativi di cui vi ho detto, e con l'esperienza i sistemi saranno più affidabili e le garanzie si estenderanno. Tutto è assicurabile, questo ve lo posso dire con conoscenza profonda, tutto è assicurabile tranne la frode. Le frodi non si possono assicurare, non hanno prezzo. Qualunque altra cosa è assicurabile, anche le navi a guida autonoma, anche i guidatori diciottenni nelle macchine che a volte sono molto pericolosi. Grazie. Bene, grazie per gli interventi, ripristiniamo i collegamenti da remoto per favore, bene. Ci sono domande? L'argomento è estremamente interessante, estremamente attuale, credo che domande ne sorgono di sicuro. Provo a rompere il ghiaccio io? Allora. C'è qualcuno che vuole intervenire da remoto? Sì, grazie. Prego. Sì, volevo chiedere una cosa ad Angelo Chiarlo, ma poi estesa evidentemente anche agli altri relatori. Si è parlato di intelligenza artificiale come strumento per gestione di grandi dati e per l'ottenimento di strumenti di analisi statistica e non solo, partendo dall'elaborazione di questi grandi dati. Poi però Angelo secondo me ha detto anche una cosa diversa e volevo chiedere a che punto è questa cosa diversa, cioè il rapporto di una grande compagnia di navigazione, che potrebbe essere una qualsiasi azienda, nei confronti dei suoi clienti, cioè la gestione del rapporto di customer service con i suoi clienti attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Per cui volevo capire se attraverso le chat di cui parlava prima e dietro alle chat di cui parlava prima c'è comunque sempre una persona che poi scrive piuttosto che controlla ciò che la macchina scrive, oppure se c'è un'autonomia effettiva che viene costruita in base all'esperienza e all'elaborazione di dati precedenti nei confronti del cliente. Cioè a che punto siamo su questo? Perché è un elemento diverso rispetto alla mera elaborazione di dati che possono venire da un terminal, dalla gestione della nave o quant'altro. Grazie. Avete sicuramente riconosciuto Marco Zoglia che è collegato da remoto. Grazie Marco. Scusate, buonasera a tutti. Ciao Marco.
Guarda, grazie perché mi permetti di entrare ancora più nel dettaglio di quello che è stato fatto. Io mi dispiace, mi scuso che la mia presentazione, io non sono in grado di lavorarla per conto mio e lì non è stato fatto, ma quindi io sono andato un po' a braccio, ma una parte di questa